Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione di Antena 3. Buongiorno a voi tutti i telespettatori in questo venerdì 31 di maggio. È l'ultimo giorno di maggio ed è un maggio che va in cantiere anche oggi va in archivio, con la caratteristica di questo mese anomalo 2024, e cioè con il maltempo che ha caratterizzato davvero questo mese con situazioni e fenomeni che non si vedevano così frequenti da tempo, e anche oggi infatti il maltempo imperversa sulla nostra regione dalla notte, come era già stato anticipato. Anche ieri nei nostri servizi c'era un'allerta arancione anche in alcune zone particolari, e puntualmente il maltempo si è verificato con nubifragi, con bombe d'acqua che hanno colpito alcune zone in particolare. Vi leggo la nota della Protezione Civile di queste ore, di questi momenti. La situazione meteo è in rapida evoluzione in seguito ai forti temporali della notte in diverse zone del Veneto centrale. Soprattutto sono stati aperti, come vediamo, i bacini di Montebello e sull'Orolo, in fase di valutazione e l'apertura di altri bacini di laminazione. Dalla mezzanotte la sala operativa della Protezione Civile regionale è aperta per ogni evenienza. Forti rovesci e temporali dalle 7 di questa mattina hanno interessato soprattutto, e sono le zone più colpite in queste ore, il Veneto orientale e l'Alto Veneziano, per intenderci. Adesso si sposta, questa perturbazione si è già spostata verso il Friuli. Ad ovest invece ha fatto il suo ingresso un sistema temporalesco piuttosto esteso che ha colpito soprattutto il Veronese ma anche il Vicentino. Quindi in questo momento le zone più colpite sono Vicentino e Veneziano, il Veneto orientale, che ha colpito in queste ore, ma ha piovuto abbondantemente un po' in tutta la regione, anche nella Marca trevigiana. E allora per iniziare il quadro della giornata di oggi, peraltro in questa prima edizione ovviamente parleremo anche del terribile femminicidio di Vigonza, con la morte della povera Giada. In queste ore c'è l'interrogatorio di convalida del suo assassino, cioè il compagno che l'ha uccisa, e nel pomeriggio è prevista l'autopsia sul corpo della donna. È venerdì e poi a luna, vi ricordo, a proposito di cambiamenti climatici, avremo lo spazio con Andrea Ferrazzi per parlare di transizione ecologica. In questo senso, in questo caso oggi, l'impatto che ha sul lavoro la transizione ecologica. Ma dicevamo, iniziamo il nostro giro parlando di maltempo e andiamo in un'altra zona che è molto attenzionata, quello della Marca trevigiana. L'abbiamo raccontato la settimana scorsa con diverse situazioni drammatiche. Tornano a far paura quei corsi d'acqua che già hanno creato diversi danni nella zona pedemontana. Andiamo subito da Christian Arboit e Nicoletta Rizzetto a Loria, che era stata pesantemente colpita la scorsa settimana. Christian. Sì Nicola, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto, che sta inquadrando il Brenton osservato speciale di queste ore, che nelle scorse settimane è tracimato ben 2 volte. Siamo a Bessica di Loria, qui con me il sindaco Simone Baggio, che saluto e ringrazio. Sindaco Simone Baggio, che ieri pomeriggio ha deciso di tenere chiuse le scuole qui a Bessica, perché insomma c'è poco da dire. Sindaco, siete rimasti scottati dal maltempo delle scorse settimane. Sì, e quindi abbiamo preferito prevenire. I 2 eventi che sono successi il 16 e il 21 ci hanno fatto decidere per essere più attenti e quindi prevedere e prevenire anche eventuali problemi, soprattutto nei trasferimenti e nell'utilizzo poi delle strade. Quindi oggi le scuole qui a Bessica sono rimaste chiuse, la scuola elementare, la scuola materna di concerto con il parroco, questo per evitare disagi. E l'ondata di piena sembra passata. Tra l'altro pochi istanti fa ho parlato anche con il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, che ha istituito il COC, e l'ondata di piena sul Muson è passata. Resta però l'allerta nel pomeriggio, perché sono previste altre piogge. Qui piove, poi esce il sole, insomma il tempo è assolutamente incerto. Cosa prevede, sindaco, lei per le prossime ore? Beh, è chiaro che la pausa che si sta verificando rispetto alle previsioni di queste ultime 2 ore ci aiuta tantissimo. Noi confidiamo anche, a parte le precipitazioni sul nostro territorio, confidiamo che anche in montagna questo si sia fermato e che nel frattempo l'acqua che scende appunto da nord riesca a defluire con più tranquillità.
Ecco, perché questo è il tema. Qui a Bessica di Loria, ma in generale in tutta la Castellana e nella zona dell'Asolano si guarda alle precipitazioni sulla fascia pedemontana, quindi nella zona soprattutto di Covolo, Pederobba, Cornuda, quindi quella è la fascia che voi state attenzionando. Assolutamente sì, perché molto dipende da loro, cioè la situazione, come dicevo prima, a nord e poi mette a repentaglio quella che è la nostra situazione, quindi appunto speriamo che il tempo magari oggi ci regali anche qualche sorpresa, che le previste piogge magari siano, se non escluse, ma almeno in quantità inferiore a quelle che sono state preventivate. Ecco, lei sindaco ha una richiesta specifica, un bacino di contenimento a monte di fatto del Brenton nella zona vicina a Careinati. Sì, è l'unica soluzione, credo che per quel che riguarda il nostro territorio lo metterebbe assolutamente in sicurezza e potrebbe dare una mano anche al territorio di San Zenone nella parte sud, perché andare a progettare ed realizzare una vasca di espansione a quel livello là, che potrebbe essere utilizzata solo in caso di necessità, chiaramente farebbe da contenitore a quello che potrebbero essere eventi calamitosi di questo tipo. Ecco, quindi il messaggio chiaro e puntuale, schierata la polizia locale con la protezione civile. Buongiorno, buon lavoro. Protezione civile, qui con noi c'è il signor Renato. Ecco, insomma sono stati giorni difficili, settimane difficili queste per Bessica. Impegnativi sicuramente, anche perché era stato un evento che in 2 ore è venuta la pioggia, di solito viene in 2 o 3 giorni, e ci ha sorpreso che il Pighinzo, quando è arrivato, di solito ci impiega un'ora ad arrivare dalla zona di Bussolente, invece questa volta in un quarto d'ora l'acqua era già uscita dalla sua sede. In pratica siamo rimasti sorpresi tutti, però purtroppo insomma ci siamo gestiti abbastanza bene, insomma. Ecco, e quindi per questo l'allerta non scende, voi rimanete insomma ben attenti anche per le prossime ore. Sì, stiamo curando il monitoraggio di tutti i fiumi pertinenti alla nostra area, il territorio qua, per vedere, sperando che insomma il tempo tenga un po' meglio e risolve bene i problemi, insomma. Ecco, che questo sole che è comparso da poco quindi resti, asciughi un po' per il momento, perlomeno tenga ferme le precipitazioni nella fascia pedemontana. Grazie di nuovo sindaco Baggio, grazie ai volontari di protezione civile, agli uomini e alle donne della polizia locale. Per il momento da Bessica è tutto con Nicoletta Rizzetto. Nicola, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit, Nicoletta Rizzetto, ovviamente il sindaco che sta monitorando. Fra poco andiamo a Marostica da Vanessa Bazzato. Intanto lo dicevamo, Veneto orientale, colpite soprattutto Bibione ed Eraclea. Bibione peraltro, fra poco ci collegheremo con Ilaria Marchiori, dove c'è anche la vigilia del concerto di Vasco Rossi, e poi il maltempo che si è spostato poi in queste ore in Friuli, nella vicina Lignano Sabbiadoro. Guardate cosa è successo. Un violento nubifragio si è abbattuto tra le 5 e le 7 del mattino di venerdì 31 maggio a Lignano Sabbiadoro, mandando in crisi nel giro di pochi minuti il sistema della raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, con conseguenti allagamenti lungo le arterie principali della località balneare friulana, scantinati finiti a mollo. Emergenza che sta impegnando le squadre comunali di protezione civile, vigili del fuoco e il soccorso dei residenti colpiti dal maltempo. Piazza Rosa dei Venti, Corso Alisei, Viale Centrale e Villaggio Europa sono andate sott'acqua con ripercussioni per i garage, alcune abitazioni poste a ridosso della viabilità interessata. Localmente sono stati raggiunti 60 mm di pioggia in un'ora. Sul posto anche il sindaco Laura Giorgi per verificare l'evolversi della situazione. Allagamenti di sottopassi e strade anche a Fiumicello Villa Vicentina, San Giorgio di Nogaro. Nelle ultime 6 ore i cumulati di pioggia sono risultati di circa 5-10 mm nell'area di Tarvisio e sulle Alpi Carniche, di 10-25 mm sul resto della regione. Nel corso della giornata sono previsti rovesci temporali che tuttavia non risulteranno continuativi, ma anche delle fasi senza piogge e tempo migliore. Sarà possibile qualche rovescio forte con piogge localmente intense sulle zone orientali. Dalla tarda serata la depressione lascerà la regione. Le piogge saranno in progressiva attenuazione.
Così dunque Lignano Sabbiadoro. Torniamo in Veneto, poi torneremo in Veneto orientale a Bibione. Andiamo a Marostica dove le scuole, confermami Vanessa, erano state chiuse per precauzione. Vediamo anche poi delle immagini relative a Marostica che ci ha girato l'assessore regionale Bottacin. Vanessa, a te. Dove tra l'altro proprio ieri sera attorno alle 21 che ci spostiamo per non essere travolti dalle auto. Attorno alle 21 sono state evacuate 4 famiglie, 12 persone dal centro abitato. Con me il sindaco Matteo Mozzu, una situazione che tra l'altro è peggiorata anche a seguito della pioggia abbondantissima che è arrivata anche qui nella nostra area solo un paio d'ore fa, perché oggi in questo momento c'è il sole, però un paio d'ore fa davvero c'è stata tantissima acqua che si è abbattuta allagando strade, allagando quant'altro. Adesso ci sono 6 frane e chiedo a Simone Merlo cortesemente di inquadrare 6 frane che stanno gravando proprio sul centro abitato di Crosaro. Una situazione pesantissima, sindaco. Sì, allora la situazione è sempre più pesante, sono 10 giorni, ormai 11, di emergenza. Noi ci aspettavamo il picco delle precipitazioni intorno tra le 4:30 e le 6 di questa mattina. In realtà si è spostata la perturbazione e ci ha colpito tra le 9 e le 10:15 circa. Abbiamo avuto notevoli disagi in pianura con molte vie allagate nonostante le tombinature pulite che hanno di fatto bloccato quella che è stata tutta la viabilità di pianura, quindi anche l'aver chiuso le scuole e avere minor traffico veicolare sulle strade è servito per permettere ai mezzi di soccorso di muoversi più agevolmente. E in questo momento la situazione in pianura è rientrata, ora stiamo gestendo la questione collinare perché i problemi si verificano non tanto spesso durante la pioggia ma nelle immediate ore successive. Infatti siamo passati da 44 a 45 frane, l'ultima è di 10 minuti fa, abbiamo appena chiuso via Miglioretti, abbiamo già sentito la ditta terzista per intervenire con l'escavatore per liberarla e creare il minor disagio possibile ai residenti. La apriremo naturalmente dopo la verifica dei tecnici per essere sicuri che non ci siano rischi per i cittadini, anche se in questo momento dire che c'è l'assenza di rischio è quasi impossibile, visto che su alcune frane dove avevamo già asportato materiale sono scesi altri fronti a poche decine di metri e quindi di fatto bisogna cercare di stare più attenti possibile in collina in questi giorni fino a che non abbiamo dei giorni di assestamento. Tra l'altro stanotte attorno alle 2 è seguito un boato tremendo proprio qui. Sì, noi qui abbiamo un presidio fisso della Protezione Civile in collaborazione con NC e la Protezione Civile Alpini di Marostica e come vedete hanno montato anche le tende e tutto quanto necessario per poter stare accampati. Abbiamo 2 torri faro e intorno alle 2:30, 2:45 c'è stato un forte boato, probabilmente è sceso a valle ancora materiale da queste 6 frane, per cui ci fa capire che dobbiamo intervenire nei tempi più celeri possibili. Adesso stiamo liberando con il servizio forestale già da una settimana il materiale di deposito, quindi i tronchi sul fondo del valle, per poi la prossima settimana lavorare con gli escavatori e ripulire finalmente e mettere in sicurezza quello che è l'area. Per quanto resteranno adesso fuori casa queste persone, le 12 persone? In questo momento rimangono fuori casa, oggi pomeriggio vedremo i nuovi bollettini, faremo le verifiche sopralluogo sull'area perché naturalmente, come ho detto, le frane si muovono dopo le piogge, quindi capiremo un attimo se è il caso di farli entrare stasera oppure domani. E tra l'altro le scuole chiuse, come ha detto anche lei, c'è la possibilità, c'è l'eventualità più che altro che ci siano anche la settimana prossima questi giorni di chiusura delle scuole. È possibile questo, almeno dalle previsioni che avete voi? Allora, in questo momento è presto per dirlo, direi che se la situazione va in miglioramento lunedì l'orario scolastico sarà normale. Bene, Nicola, hai sentito insomma una situazione davvero pesante, davvero difficile. Sindaco, lei ha detto anche in più occasioni, in 60 anni una cosa del genere non si era mai verificata. No, di fatto, allora, frane, chi amministra territori di collina è abituato a gestirle. Noi nel mandato precedente abbiamo sistemato 21 frane sotto strada. Cosa vuol dire? Che sono le frane più pericolose perché c'è l'asportazione del terreno da sotto le strade, quindi il rischio per l'incolumità dei cittadini. Frane sopra strada sono i classici ruscellamenti a valle di materiale, se ne mettono a posto ad ogni bomba d'acqua 5 o 6 di media. Averne 45 in totale, di cui 20 in scivolamento collinare, quindi vuol dire che la strada dove siamo già intervenuti mettendo i micropali in questo momento è sostenuta, non ha problemi, ma a sud dei micropali stanno scivolando le colline,
quindi si fermeranno naturalmente quando troveranno un'altra parte piana dove adagiarsi, cioè è un fenomeno naturale purtroppo e non possiamo farci niente. Nicola, per il momento è tutto. Da Crosara di Marostica ti ricedo la linea. Grazie davvero a Vanessa Banzato e a Simone Merlo con il sindaco di Marostica. Restiamo nel Vicentino, andiamo a Malo, ma è una situazione che ha coinvolto più zone della provincia, il violento nubifragio. Fra poco vedremo anche le immagini di Chiampo mentre parla la nostra Luisa, che vedo già in collegamento. Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. In questo momento siamo a Malo in compagnia del sindaco Moreno Marsetti, ma come dicevi la situazione ha colpito, il nubifragio di stamattina ha colpito un po' tutto il territorio vicentino, zone colpite, Malo, Monte di Malo, così come Chiampo, in cui sono state allagate diverse strade, anche San Vito di Leguzzano, e interventi anche nella zona di Schio. Zone tra l'altro già colpite dalla scorsa ondata di maltempo, l'ondata della scorsa settimana. Qua tante le aziende che sono finite sott'acqua, così come gli scantinati. Sindaco, mi diceva lei circa 150 interventi solo stamattina. Tantissimi interventi, sì, su tutto il territorio, con allagamenti sia di abitazioni che di attività agricole, industriali, artigianali. Siamo riusciti a gestire grazie alla forza del volontariato della Protezione Civile, coordinati dal ROC ma soprattutto dal gruppo di Malo, che come vedete qui nello scenario sono intervenuti nei garage per rimuovere fango e acqua dagli scantinati. Ecco, le problematiche relative a questa ondata di maltempo quali sono stati? I campi che non contenevano più acqua e quindi che hanno trasportato tutta quest'acqua in eccesso all'interno delle case? Ci sono state esondazioni di rogge? Sì, abbiamo avuto esondazioni di fossati, rogge e soprattutto, diciamo così, il non deflusso dell'acqua sulle strade provinciali. Abbiamo avuto sia l'SP48 che l'SP46 allagate, creando quindi criticità non solo diciamo così, agli automobilisti e chi percorreva la strada, ma anche alle abitazioni che si sono allagate. Ecco, abitazioni, noi adesso siamo in via Silvio Pellico, anche qui vediamo che le abitazioni sono state invase dall'acqua. Quanti sono i condomini coinvolti? Tantissimi condomini con livelli da 50 a 2 metri d'acqua, e lì abbiamo anche intervenuto, ripeto, grazie sempre ai volontari di protezione civile sia di Malo che dei comuni che ci hanno dato supporto, grazie anche, diciamo così, a parecchie attività agricole che sono venute con botti e autobotti e sono venuti a darci forza per rimuovere sia fango che acqua. Infatti lei prima mi diceva che erano in azione dei trattori in un'azienda che è stata colpita poco distante da qua, l'azienda La Solza, se non ricordo male, mi diceva lì. Abbiamo La Solza, abbiamo la De Roma, abbiamo il Bar Poletto e abbiamo PF Imballaggi, che anche lì ha avuto delle criticità importanti, e sì, stiamo gestendo zona per zona, scenario per scenario, grazie sempre alla forza del volontariato. Tra l'altro voi avevate anche indetto una raccolta fondi per gli alluvionati, ma certo, che ovviamente riguardava la scorsa alluvione. Sì, la scorsa alluvione, diciamo così, avevamo pensato per la scorsa alluvione di raccogliere questi fondi, e adesso adegueremo quella raccolta anche a questo scenario, diciamo così, che non ci aspettavamo. Ecco, adesso io lascio libero il sindaco perché come vedete sono in corso degli interventi. Adesso da qui dove vi sposterete sapete già la destinazione? Adesso andiamo in via Alley e poi in via Marco Polo. Ecco, per il momento da Malo è tutto e restituisco la linea a voi a studio. Grazie a Luisa Bertini e a Simone Squarcina da Malo. Lasciamo per un attimo il maltempo, torneremo fra poco perché dovremo vedere anche la situazione di Bibbione con Ilaria Marchiori e poi vedere altre zone, ma torniamo, lo dicevamo, a parlare anche dell'altro grande tema, il fatto, diciamo, che ha sconvolto tutto il Veneto ancora una volta, cioè il femminicidio di Giada Zanola, il femminicidio di Vigonza, mentre è in corso l'interrogatorio di convalida del suo assassino, il compagno Andrea Favero. C'è ancora lo shock della comunità, ci sono tutti i retroscena di una vicenda davvero terribile anche per capire esattamente la dinamica di questo femminicidio. Chiara Gaiani, buongiorno Chiara.
Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Con Federico Cibotto ci troviamo in via Prati. Questa era l'abitazione dove Giada Zanola viveva con il compagno Andrea Favero e con il loro figlio di 3 anni. Non si vedono, ci sono ancora i 2 cani della coppia, un husky e un pastore tedesco, che ieri quando siamo passati continuavano ad abbaiare segnalando l'assenza. Non c'è nessuno, ci sono solo i segni di quella che è stata una vita per, si spera insomma, per un breve periodo felice, la piccola bicicletta del bambino, un gioco e poi, come vedete, questa casa che era in ristrutturazione e che la coppia stava iniziando a preparare. Lo dicevi, una comunità sconvolta da un fatto, il primo così grave accaduto a Vigonza. Per quanto riguarda le indagini è in corso, come dicevi, l'interrogatorio di garanzia dopo il fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato di Andrea Favero, ma nel pomeriggio sarà anche eseguita l'autopsia sul corpo di Giada Zanola, che dovrebbe aver fatto proprio questa strada che vedete alle mie spalle, la pista ciclabile per raggiungere il cavalcavia nel cuore della notte, dopo aver preso la borsetta, forse dopo l'ennesimo litigio, per raggiungere il cavalcavia che si trova a poco meno di 1 chilometro da qui. Ma allora direi di fare subito il punto della situazione sulle indagini nel servizio che questa mattina abbiamo confezionato in redazione. I voti di memoria di Andrea Favero, interrogato mercoledì sera, le immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona e poi le informazioni raccolte da alcune amiche di Giada Zanola. Il matrimonio tra i due, fissato per il 21 settembre e poi annullato. Non ha mai ammesso di aver spinto la compagna dal cavalcavia di via Prati, Andrea Favero, che a mezzogiorno sarà interrogato dal giudice dopo il fermo per omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentela tra i due. Molti punti fermi nelle indagini. Il litigio tra i due nel corso della notte di mercoledì. Giada Zanola, 33 anni, esce di casa con la borsetta nel cuore della notte e si incammina verso il cavalcavia. Andrea Favero la segue, la raggiunge, questo lo confessa agli agenti, la convince a risalire in auto, poi il vuoto. Alle 3:30 il corpo di Giada Zanola finisce sulla 4 nella corsia in direzione di Milano. Iniziano le telefonate al 113 che segnalano qualcosa di ingombrante sull'asfalto. Alcune auto riescono ad evitarla, la investe, trascinandola per metri un mezzo pesante. Il riconoscimento arriva quasi subito. A pochi metri dal corpo senza vita della giovane mamma, la borsetta con i suoi documenti. Le indagini iniziano. Il compagno viene sentito di prima mattina, dice di essersi svegliato e di non sapere dove sia Giada, di averle mandato un messaggio, ma gli agenti non sono convinti. Le immagini delle telecamere mostrano un'auto sul posto, quella della coppia, che prima attraversa e si ferma sul cavalcavia, poi se ne va proprio mentre il corpo di Giada viene lanciato dal parapetto, quasi 2 metri di altezza. Il compagno viene convocato e interrogato, ammette di essere stato su quel cavalcavia. Sul tavolo le parole di un'amica di Giada che raccontano come la ragazza avesse paura di Andrea. Temo che mi avveleni. Di sicuro negli ultimi tempi il rapporto era conflittuale, i due erano venuti più volte alle mani. Sequestrate dalla polizia anche le foto della coppia trovate in casa, tagliate. Un rapporto tossico con Andrea Favero, che temeva di perdere il figlio di 3 anni, e Giada Zanola, che stava probabilmente per iniziare una nuova vita. Sconvolta la famiglia di Giada, il padre e i fratelli vivono nel bresciano. Sui social la sorella scrive il suo pensiero con una foto di Giada: ciao Tatina, giustizia sarà fatta. E molte le risposte che si attendono dall'autopsia sul corpo di Giada Zanola, soprattutto capire se era ancora quantomeno cosciente quando è stata lanciata dal cavalcavia. L'altezza ve l'abbiamo fatto vedere più volte ieri, circa 2 metri, è riuscito a salire sul parapetto, tante le domande ancora aperte. Lo dicevi ad inizio collegamento, Nicola, una comunità sconvolta, quella di Vigonza, grande il dolore dei vicini di casa che parlano di una coppia normale che loro hanno visto, anche molto disponibile, anche molto solare. Per questo il sindaco di Vigonza, raccogliendo proprio le domande che fino alla tarda serata di ieri sono arrivate dai cittadini, ha pensato di organizzare una fiaccolata che partirà per la precisione da qui, dall'obelisco che ricorda l'incontro proprio a 2 passi dalla casa di Andrea Favero e di Giada Zanola. L'incontro avvenuto, pensate, storicamente nel 1875 tra Vittorio Emanuele
Emanuele II e l'imperatore d'Austria Francesco. Una fiaccolata che sarà preceduta questa sera da una passeggiata arrabbiata delle femministe di Non una di meno, che partirà dal portello alle 19, e vi lascio con questa ultima nota. Ieri in comune Vigonza, cercando il sindaco, è arrivata la telefonata del papà di Giada Zanola, di Gino Zanola, che ringraziava per la solidarietà che era arrivata attraverso comunicazioni social, ma non solo, da parte del sindaco e attraverso il sindaco da tutta la comunità di Vigonza nei confronti della loro famiglia. Allora io vi lascerei con l'intervista raccolta con il sindaco, che vi racconta sia di questa telefonata sia di come sarà organizzata la fiaccolata lunedì sera. Ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Da Vigonza la linea dopo può tornare allo studio. La mia segreteria ha ricevuto questa telefonata di ringraziamento per le parole che io e tutta l'amministrazione e tutta la città di Vigonza in realtà abbiamo espresso, e l'affetto che sta sentendo e che anche nei confronti soprattutto del nipotino c'è nel nostro paese. Quindi da questa telefonata, ma anche da tanti incontri avvenuti fino a ieri sera, fino alle 11 di ieri sera nel nostro comune, abbiamo pensato di proporre per lunedì alle 20:30 una fiaccolata che partirà da casa di Giada e arriverà fino a quel terribile posto in cui, da cui è stata lanciata. E questa è una cosa bella, perché nasce proprio dalla gente che mi ha chiesto, cerca un modo per esprimere proprio tutta la solidarietà, l'affetto, e anche per sfogare un po' questa sofferenza che c'è. Un'altra comunità sconvolta, quella di Stra, dove viveva Giada con Andrea, prima di trasferirsi a Vigonza, ma poi c'è anche Vigonovo, perché Giada lavorava a Vigonovo, e Vigonovo, come lo sapete, è il comune di Giulia Cecchettini, un filo rosso che purtroppo non si spezza. Sentiamo Stra. Circa un anno e mezzo fa Giada ed Andrea risiedevano al secondo piano di questo edificio situato in via Alessandrini a Stra. La coppia ha chiamato questo appartamento casa dall'ottobre del 2017 fino al dicembre del 2022, condividendo gli ultimi momenti in questa residenza insieme al loro piccolo figlio. I vicini conservano un piacevole ricordo della famiglia, nonostante fosse noto che talvolta tra le mura domestiche si levassero voci di discordia. Il vicino al primo piano, incredulo per quanto accaduto, sostiene che i litigi fossero eventi rari. Ogni volta o 2 volte all'anno, non so, non è tante. Il loro vicino Mohamed ha condiviso con loro anche momenti felici, come quando lo avevano invitato nella nuova casa a Vigonza. Guarda, io mi ho colpito al cuore con questa ragazza, questa famiglia, e anche ha lasciato un bambino. Andrea, aveva riferito al vicino, aveva avuto un altro figlio da una precedente relazione. I suoi genitori glielo portavano a casa. Una famiglia distrutta adesso. È distrutta. E lui ha lasciato anche un altro bambino, forse di un'altra donna, perché 2 figli adesso. Andrà al funerale di Giada? Sì, voglio andare, sì. Il femminicidio di Giulia Cecchettina, avvenuto tra Vigonovo e Fossò, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei cittadini di Stra, che ora non si aspettavano di vivere un altro momento di intenso dolore e rammarico. È un'altra donna che viene uccisa in maniera così brutale da uno che era un compagno di vita. È una notizia veramente che lascia sgomenti. C'è bisogno di educare i giovani, i nostri ragazzi, fin da bambini, al controllo delle emozioni, dei sentimenti, al rispetto della persona, a non avere e non coltivare sentimenti di possesso. Un filo rosso che non si spezza, lo dicevamo. A parlare dell'ennesimo femminicidio questa mattina anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che si trovava a Padova. Noi abbiamo fatto di recente, anche con un'azione coordinata e anche grazie al contributo delle opposizioni, una recente riforma che ha potenziato, aumentato tutto un arsenale di strumenti capaci di
superare alcune criticità del sistema e comunque con una maggiore tutela nei confronti di questi episodi, quindi dei femminicidi. Io credo che non si possa pensare solo a questo, noi dobbiamo eventualmente fare una riflessione più ampia, ma è quello che abbiamo già ripetuto, quindi non solo la giustizia, non solo quindi le forze dell'ordine, non solo la magistratura, ma anche la scuola ovviamente e soprattutto direi le nostre comunità e soprattutto direi all'interno delle nostre famiglie, quindi dobbiamo parlarne di più, rimettere al centro le regole. E questo concetto non vale solo per il rispetto che noi dobbiamo alle donne, ma vale per il rispetto che noi dobbiamo a tutti. Ad esempio, proprio visto che oggi siamo qui, anche alle nostre forze dell'ordine. È un tema generale, quello del rispetto delle regole e quello del rispetto nei confronti degli altri. Prima di andare in pubblicità chiudiamo questa terribile pagina di cronaca, ma torneremo alla cronaca con altre notizie più tardi, però chiudiamo anche la pagina di Maltempo perché dicevamo l'altra zona colpita, il Veneto orientale, Bibbione in particolare questa mattina, dove si trova Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio, una Bibbione che sta vivendo anche la vigilia del concerto di Vasco Rossi e da quanto mi dicevi Ilaria una delle zone colpite è proprio quella. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Questa volta con questa ondata di maltempo il veneziano non si è salvato come invece nella precedente in cui era andata molto meglio, è stata comunque colpita la zona del Veneto orientale, nello specifico come dicevi tu proprio questa mattina Bibbione si è svegliata con determinate vie, quelle principali allagate, in particolare questa della zona, la vedete qui dove vedete alle mie spalle il palco dove si svolgerà il concerto appunto di Vasco domani e dopodomani che è a ridosso del Luna Park, per chi conoscesse la zona, che è ancora allagata. Come vedete qui l'acqua è ancora parecchia, mentre nelle altre zone è già stata completamente assorbita, ma stanno lavorando intensamente proprio per cercare di farla riassorbire nel più breve tempo possibile proprio in vista del concerto, perché come potete immaginare i terreni sono già pregni dalle piogge delle scorse settimane e quindi è decisamente più difficile riuscire a svuotare. Qui insieme a noi c'è il vice sindaco di San Michele a Tagliamento, Luigi Grossetto. Allora vice sindaco, ci dica un po' qual è la situazione. Innanzitutto stamattina Bibbione si è svegliata con alcune zone allagate e ora l'acqua si è riassorbita eccetto qui. Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo avuto un attimo di crisi verso le 7 quando dopo questa enorme quantità d'acqua che è piovuta dal cielo l'impianto fognario ha avuto qualche difficoltà a smaltirla, ci è voluto un po' di tempo, quindi circa un'oretta prima che la situazione rientrasse in una certa normalità. Purtroppo nel frattempo qualche cantina, qualche strada era rimasta allagata. Abbiamo avuto, e li ringrazio, un primo intervento da parte dei Vigili del Fuoco di Mestre che sono intervenuti e hanno soddisfatto le prime richieste, poi dopo i nostri operai hanno fatto interventi perché qualche tombino si era ostruito perché il vento, oltre che la pioggia e le foglie avevano otturato qualche ingresso. La protezione civile in ultimo, la nostra e quella del distretto di Portogruaro, in particolare San Stino, Teglio e Cinto Camaggiore se non sbaglio, ci hanno dato il loro ausilio e con le pompe siamo riusciti ad aver ragione insomma, di qualche situazione più critica. Adesso siamo qua per liberare questa che è una delle zone di ingresso del pubblico per il concerto di domenica sera e anche di domani sera e dobbiamo assolutamente togliere l'acqua che è davanti all'ingresso. Ecco, due cose le chiedo, vice sindaco. È prevista un'altra pioggia non di grande entità, però comunque nel primo pomeriggio, quindi c'è preoccupazione in tal senso perché magari intanto voi continuate a lavorare ma poi nel primo pomeriggio arriverà quest'altra pioggia, quindi il timore è questo. E poi soprattutto quante persone sono attese per domani e dopodomani? Noi non potevamo non togliere almeno quest'acqua, poi speriamo che nel pomeriggio quella che è attesa come pioggia verso le ore 15 ci dicono non sia la bomba d'acqua insomma, che abbiamo vissuto questa mattina per questa ora e mezza, 2 quasi di pioggia veramente molto intensa.
Toglieremo l'acqua che c'è adesso nella speranza, come ripeto, che non ne venga così tanta ancora. Per domani attendiamo circa 20-22.000 persone e per dopodomani siamo sui 28.000. Abbiamo qualche parcheggio che è andato sott'acqua e stiamo liberando, altri per fortuna si sono salvati perché le pendenze hanno fatto sì che l'acqua non rimanesse a stagnare. Io comunque sono abbastanza convinta, mi dica se la pensa anche lei come me, che comunque i fan di Vasco Rossi non si faranno di certo intimorire dall'acqua, dalla pioggia. Beh, sono convinto anch'io, anche perché abbiamo esperienza, non per averla vissuta direttamente, ma per averla conosciuta attraverso i media, che non si fermano sicuramente davanti a un po' di acqua, e poi noi siamo degli inguaribili ottimisti e quindi siamo certi che le cose andranno per il meglio. È quello che ci auguriamo tutti. Io ringrazio il vice sindaco Grosseto. Se Nicola non hai domande restituisco la linea allo studio. No, grazie davvero, grazie Ilaria Marchiori, grazie al vice sindaco, grazie a Sandro Ponco. Noi andiamo velocemente in pubblicità, poi ripartiamo dalla cronaca. Rieccoci in diretta alla prima edizione in questo venerdì 31 di maggio. Ripartiamo dalla cronaca, torneremo di nuovo ad affacciarci sul maltempo fra poco, ma vi raccontiamo di un grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Vigonza, già teatro purtroppo del femminicidio, ma qui si tratta di un incidente stradale, guardate. Travolta da un'auto che poi si è accartocciata contro il muro di un'abitazione, una ciclista di 32 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto ieri in via Trevisan a Vigonza. L'auto ha terminato la sua corsa nel giardino di un'abitazione privata. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per togliere il lamiere della vettura con l'autogru. La ciclista è stata soccorsa dal SUEM 118 e portata in ospedale in condizioni molto gravi. Illesa la conducente dell'auto. E poi l'indagine della Guardia di Finanza di Treviso promette investimenti ma spende i soldi dei suoi clienti. 2 coppie di anziani coniugi vedono andare in fumo i risparmi di una vita, parliamo di quasi 150.000 euro. È stato denunciato un agente assicurativo trevigiano. Non era solo un agente assicurativo, ma anche il classico amico di famiglia che 2 coppie di anziani coniugi invitavano a pranzo e a cena e cui avevano affidato i risparmi di una vita, 145.000 euro circa. L'assicuratore però quei soldi, frutto di anni di lavoro, se li è intascati. Aveva promesso di investirli in prodotti assicurativi con ottimi rendimenti, ma era un raggiro. Gli anziani non hanno potuto fare altro che rivolgersi alla Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno accertato che l'agente aveva ottenuto dagli anziani la sottoscrizione di moduli precompilati, apparentemente intestati a importanti compagnie assicurative di cui affermava di essere il gestore patrimoniale. In seguito ha ottenuto il pagamento delle polizze attraverso assegni privi del beneficiario su cui ha posto il proprio nome, consegnando loro falsi resoconti e attestazioni della sussistenza degli investimenti e del loro valore, inducendo così in errore le vittime circa la reale natura delle operazioni effettuate. Grazie agli accertamenti bancari eseguiti dalle Fiamme Gialle e all'approfondimento di alcune segnalazioni, è stato possibile dimostrare che i 145.000 euro ricevuti dall'indagato e transitati sui conti correnti personali erano stati spesi per finalità private. L'agente è stato denunciato per i reati di truffa e sostituzione di persona. Insomma, altro che investimenti, sono finiti tutti nelle tasche di questo agente assicurativo che l'ha speso per i suoi comodi. Torniamo a parlare di maltempo. Sappiamo, abbiamo raccontato all'inizio della nostra prima edizione un po' lo sguardo sul maltempo che ha colpito alcune zone in particolare del Veneto. Tra i vari collegamenti avete sentito spesso parlare di allerta non solo per gli allagamenti ma anche per le frane. È un'allerta che resta sempre alta nella Marca trevigiana e in particolare nella zona di Valdobbiadene. Strada provinciale 36, località Madean, Valdobbiadene. Le piogge delle scorse settimane, quelle che si stanno ancora battendo sul territorio, hanno provocato una frana che ha portato con sé detriti, castagneti centenari e soprattutto terreno, mettendo in pericolo anche la tenuta della strada accessibile ma costantemente monitorata. La pioggia è più consistente degli ultimi anni. Una volta faceva la grande pioggia e poi smetteva. Adesso sembra che sia una cosa sempre continua. Il terreno non riesce a prendere talmente l'acqua che logicamente ci crea questo discorso di frane.
L'acqua che scende copiosa in suolo non più in grado di trattenerla. Il risultato sono le colline che diventano cascate d'acqua che infiltrandosi crea importanti smottamenti. Da Madean saliamo in macchina in direzione Guia, dove le distese di vigneti sono interrotte da piccoli o grandi cedimenti del terreno. Qua c'è l'altra frana piccolina, qua un'altra frana piccolissima, però anche questa sta togliendo i piedi alla montagna. Quindi se non viene rinforzata o prima o poi scivola giù tutto. Questa qua è la prima frana che abbiamo avuto a novembre, che viene tenuta coperta proprio per il discorso che non vada a bagnare tanto sotto. Arriviamo nella località di Moliana, dove un intero versante collinare è franato proprio sotto una strada secondaria. Ha fatto un buon scravascio di acqua e si vede già l'aumento dell'acqua che prende l'acqua delle montagne. Qua abbiamo due affluenti che vanno dentro sul stesso torrente e fanno parte qua della stessa di sottofrana che gli sta mangiando sotto. Se vedete anche qua la forza, la potenza dell'acqua è riuscita a spostare questi massi enormi, perché quando l'acqua dà forza non ha nessun confine e come vediamo là ha cominciato a mangiare ancora sotto. Un clima cambiato, ci raccontano, piogge insistenti e la mancanza di un'alternanza stagionale vera e propria hanno reso le colline UNESCO un luogo fragile da preservare. Necessario investire in prevenzione e mantenere boschi e letti di fiumi puliti. Un terreno argilloso poco roccioso che fatica a drenare la troppa acqua. Centinaia di migliaia di euro i danni degli smottamenti. L'ordine di migliaia di euro non so di lì, io so che sono tanti perché qua bisogna fare la micropalazione di tutte le benedette frane. Adesso al momento sono tutte coperte che non è neanche possibile lavorarci. Le previsioni meteo non danno segnali incoraggianti. Tutti i volontari dell'AVAB della zona sono già pronti per interventi in emergenza, ma le forze sono sempre troppo poche. Per questo il Presidente lancia un appello. Questo è un messaggio proprio per i giovani. Mettetevi nel mondo del volontariato che tutti assieme facciamo squadra. Questo dunque l'appello. Come sappiamo, uno dei riflessi del clima, dei cambiamenti climatici, del clima piovoso riguarda l'agricoltura e anche le nostre tasche, perché se da una parte il comparto orticolo fatica a decollare, dall'altra la bassa produzione ha fatto schizzare i prezzi al dettaglio, come per le ciliegie vendute in alcuni supermercati a 20 euro al chilo. Quest'anno è un anno particolare, veramente particolare, è un po' un problema sia per quanto riguarda il professionale sia per anche i piccoli ortolani che non hanno avuto diciamo il momento ideale per poter fare il loro trapianto degli ortaggi sia a fine marzo sia aprile che anche a maggio, e tuttora non si sa ancora come andrà il tempo. La pioggia costante di questi ultimi mesi rischia di pesare davvero tanto sui nostri portafogli e il primo segnale arriva proprio dai vivai, con le serre ancora piene di piantine che normalmente sarebbero già state trapiantate dagli orticoltori, ma anche da tanti appassionati della verdura di casa. Quindi avremo un problema per quanto riguarda la produzione orticola? Perlomeno nelle nostre zone sì. Che guardando in prospettiva significa meno prodotto locale sui banchi, sulle bancarelle dei mercati, ma anche sugli scaffali dei supermercati occupati da prodotti, se va bene, da altre regioni, per non dire importati da altri stati, con l'inevitabile aumento dei prezzi che soprattutto nel caso della frutta già ha raggiunto punte davvero preoccupanti, come per le ciliegie arrivate anche a 20 euro al chilo, a fronte di un prezzo medio negli scorsi anni mai sopra i 10, anche se primizie. Tante piogge hanno sicuramente danneggiato il prodotto, ma soprattutto in fase della fioritura della legagione, sbalzi di temperature importanti e le piogge hanno fatto cadere molta frutta. È il fenomeno del cracking, ovvero ciliegie che assorbendo molta acqua alla fine si spaccano, ma anche sotto il profilo della qualità troppa pioggia ha fortemente alterato il gusto della frutta, ma non i prezzi, decisamente superiori alla media degli ultimi anni, anche se il produttore sottolinea. Lì ci sarebbe da fare una seria riflessione su tutta la filiera che porta a quei prezzi. Sicuramente il produttore non li vede mai quei prezzi lì. Noi abbiamo fatto una scelta di andare verso il cliente finale e non ci lamentiamo, ma sicuramente non a quei prezzi, altrimenti faticherei a vederli i clienti. Ecco che per cercare di non alleggerire troppo il portafoglio, i consumatori cercano sempre più la filiera corta, arrivando anche all'autoraccolta, mentre i produttori, a fronte del clima sempre più imprevedibile, inevitabilmente dovranno ripensare tecnologicamente i propri frutteti, con irrigazione a goccia per la siccità o tele antipioggia, ma anche altri strumenti come queste reti antinsetto per evitare i costi e le inevitabili conseguenze ambientali dei trattamenti.
In queste annate qui di pioggia e di attacco di insetti importanti, sì, è indispensabile, direi. E poi l'emergenza maltempo ha richiesto un lavoro extra anche per lo smaltimento dei rifiuti, soprattutto ingombranti. L'alluvione che ha colpito la Marca nelle scorse settimane ha richiesto lo smaltimento, pensate, di 700 tonnellate di materiale raccolto. Ho visto parecchi tappeti, elettrodomestici, qualche bicicletta, scarpe, cose che chiaramente vengono tenute di solito in una cantina o in una taverna. Quello che resta dopo giorni di pioggia, cumuli di rifiuti accatastati in punti di raccolta, legno su pellettili, elettrodomestici, tanti pneumatici e poi centinaia di ricordi tra giochi d'infanzia, attrezzi da lavoro e da sport. Sono 700 le tonnellate di materiale raccolto dagli operatori di Contarina in poche settimane. Un lavoro enorme per garantire la pulizia e la salubrità degli ambienti, ottenuto solo aumentando i turni di lavoro. Ci siamo dovuti, come ho detto, ampliare i turni di lavoro. Il materiale, essendo bagnato, ci ha creato anche alcune difficoltà durante la fase di lavorazione, però ampliando le ore, diminuendo la capacità produttiva oraria, siamo arrivati a un risultato comunque positivo. Se mediamente il centro gestisce 140 tonnellate di ingombranti a settimana, l'emergenza maltempo ha comportato un aumento del 140%, gestito anche con l'apertura straordinaria dei centri. Aperture straordinarie di ecocentri, 20 mezzi che hanno girato continuamente sul territorio, 80 persone che seguivano il tutto, un'organizzazione che è stata molto valida, che è riuscita a rispondere immediatamente alle esigenze del territorio. La rimozione dei rifiuti e la pulizia delle strade in tempi record è stata possibile anche grazie alla creazione di un'unità di crisi per la gestione dell'emergenza e alla collaborazione dei comuni, delle cooperative e della protezione civile. Il favore di una società dei comuni è proprio questo, che la società si attiva immediatamente sulle richieste di aiuto e poi con i comuni si coordina. Asolo, Castelfranco, Riese, Pio X, i comuni in cui si è lavorato di più. Ferro, legno e metallo selezionati, messi da parte, il 15% pronto al riuso, il resto, 85%, è rifiuto ingombrante destinato allo smaltimento. Di nuovo la cronaca, indagini sono in corso nel Vicentino dopo il ritrovamento di alcune ossa in una zona boschiva a Valdastico, accanto alle quali è stato trovato anche un paio di occhiali e un rossetto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno raccolto il materiale per avviare gli accertamenti. Il ritrovamento è stato fatto da 3 escursionisti mercoledì scorso, appassionati di ricerche in zone storiche. Infatti nell'area avvenne tra il 30 aprile e il 2 maggio 1945 la strage di Pedescala, in cui morirono 63 persone per mano dell'esercito tedesco e dei fascisti italiani. Dopo aver trovato i resti e gli oggetti che hanno avuto dei dubbi sul fatto che potessero essere resti umani, hanno chiamato il 112. Le ossa sono state sequestrate dagli uomini dell'Arma e sono a disposizione dell'autorità giudiziaria per essere analizzate da un consulente o un patologo e per capirne l'origine. Potrebbero essere ossa riferite proprio a quella strage oppure qualcos'altro, e quindi le analisi verranno fatte in queste ore proprio per capire. Restiamo nel Vicentino, ma torniamo a parlare di un'ennesima predazione dei lupi a Rozzo. È stato ucciso anche Nerino, il capretto tibetano che era la mascotte del paese. Il sindaco ha pronta una lettera indirizzata alla regione e firmata anche da tutta la comunità. Da Rozzo per segnalare l'ennesimo attacco di un lupo ad animali domestici che vivono vicino alle nostre case. Questa volta ad essere predato dai lupi Nerino, capretto tibetano, mascotte dell'azienda Zecchinati, un animale del cuore per tutti i bambini del paese che ogni giorno facevano tappa al recinto per una carezza o una manciata di erba. Era divenuta la mascotte non solo nostra dell'azienda e dei clienti dell'agriturismo, ma di tutti i bambini che passeggiavano per di là. Siamo in centro al paese. L'allarme alle prime luci del mattino ha avvistato un lupo passeggiare tra le vie di Rozzo in zona cimitero con una preda nera tra le fauci. Nerino infatti è stato catturato e poi sbranato nei prati vicino al centro abitato. Purtroppo siamo corsi subito a vedere, abbiamo trovato il nostro recinto
aperto proprio nella giuntura, è riuscito a spaccare il ferro e entrare nel recinto e portare via il nostro nerino. A Rozzo ormai c'è paura, quarta predazione nel giro di pochi mesi, sempre a pochi passi dalle case e da zone frequentate anche da bambini. Amministrazione comunale e comunità insieme decisi a far sentire la loro voce. Lunedì sera ho convocato tutti gli allevatori o le persone che sono state interessate agli attacchi del lupo. Prepareremo una nota scritta per la Regione e per tutte le persone che ne hanno competenza per vedere difesi i nostri diritti e per mettere in sicurezza una realtà territoriale che ormai è veramente compromessa e che non può più essere accettata così com'è. Torniamo a Treviso e parliamo del commercio che fa la fotografia del stato di salute del terziario nell'ultimo report congiunturale relativo al primo trimestre del 2024. I dati. 458 imprese del terziario che hanno cessato l'attività nel primo trimestre del 2024. A soffrire di più sono le imprese del commercio, meno 225, e del turismo, meno 78, mentre nei servizi si registra un saldo in positivo con un aumento di 165 unità. Questa è la foto della provincia di Treviso che emerge dal secondo report congiunturale di Confcommercio. Più chiusure che aperture dunque, ma il dato non è così negativo come potrebbe sembrare. Notiamo che a Treviso comunque i numeri sono in ogni caso superiori rispetto a quelli che si riscontrano in altri territori. C'è fiducia nell'andamento della propria attività economica, c'è fiducia nell'andamento dei ricavi, soprattutto in vista della stagione estiva del 2024. Tiene l'occupazione come la fiducia, ma sicuramente è in atto una metamorfosi del commercio. Molteplici le ragioni, dal mancato passaggio generazionale all'avvento del digitale, alla crisi demografica, alla perdita del potere d'acquisto delle famiglie. Alcuni settori sono più vulnerabili di altri, per esempio le edicole, perché ci sono molti abbonamenti digitali, alcuni negozi di arredamento piuttosto che piccole ferramenta che possono trovare la risposta nella nuova localizzazione in contesti ad hoc che hanno comunque portato nel nostro territorio, nell'hinterland delle grandi città di Treviso e anche nel capoluogo, di grandi insegne. Lo abbiamo visto, abbiamo fatto alcuni esempi, il polo di Silea piuttosto che il polo vicino all'aeroporto ne sono un esempio. Grande sfida del commercio è quella della valorizzazione dei negozi di prossimità. Siamo pronti a credere che ci sarà anche probabilmente un'inversione di tendenza, cioè probabilmente il negozio di prossimità potrebbe davvero essere proprio la risposta per una società più equilibrata nel futuro. In tale contesto si inserisce il ruolo degli istituti di credito. Un credito cooperativo come Banca Prealpi San Biagio oggi si presta prima di tutto a fare e a sostenere questo osservatorio che ci permette di confrontarci e ovviamente di raccogliere tutta una serie di dati necessari per capire qual è la necessità per le nostre imprese di fare sviluppo, di guardare avanti. Di nuovo il monitoraggio sul maltempo, siamo a Castelfranco stavolta sempre con Christian Arboit. Prima di andare in pubblicità, allora Christian, qual è la situazione? Sì, un aggiornamento velocissimo. Nicola, siamo tra Castelfranco e Castello di Godego, a pochi passi dal bacino di laminazione dell'Avenale. Avenale sorvegliato speciale in queste ore. Qui con me il sindaco di Castelfranco, presidente della provincia Stefano Marcon, che da ieri ha attivato il COC. Com'è la situazione, Marcon? La situazione è ok, non ha presentato problemi, tant'è che abbiamo deciso di partire con delle ricognizioni per capire come risolvere i problemi a valle della cassa di espansione e a monte di Castelfranco, e escono alcuni spunti di riflessione come quello che vedete qui alla mia destra. Da questa ricognizione spero di avere gli elementi per confrontarmi poi con gli enti sovraordinati e capire come intervenire in modo strutturale perché Castelfranco non venga più alluvionata. Quindi i bacini di laminazione servono per evitare l'apocalisse, la cito, è un termine che ha utilizzato lei nelle scorse settimane, però insomma resta da mettere a posto un po' il territorio. Evidentemente ne servono altri a mio modo di vedere.
Allora, grazie Stefano Marcon, so che i tempi sono contingentati, il monitoraggio continua, nelle prossime ore è prevista ancora pioggia, staremo a vedere. Con Nicoletta Rizzetto, Nicola, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Christian Arboit per questo aggiornamento flash. Abbiamo un po' raccontato in questa prima edizione di situazioni critiche e altre di attesa, e attesa pioggia anche nel pomeriggio, staremo a vedere. Allora, questo ci introduce il tema dell'ambiente, della sostenibilità, perché parliamo sempre di cambiamenti climatici quando raccontiamo di queste situazioni critiche. Allora, subito dopo la pubblicità parleremo della transizione ecologica, che è l'unica arma per combattere il cambiamento climatico, insieme alla transizione digitale. Ma quale impatto ha sul lavoro? Subito dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta. Allora è il momento di tornare a parlare di dialoghi sulla sostenibilità. L'abbiamo detto prima di lanciare la pubblicità, parliamo dell'impatto che ha sul mondo del lavoro la doppia transizione, le transizioni gemelle, quella ecologica e quella digitale, che sono gli strumenti per venirne a capo di questi cambiamenti climatici che sono dei fatti. Allora, buongiorno, ben ritrovato da remoto Andrea Ferrazzi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e a tutte. Si sta per collegare anche Cristian Ferrari ed è l'ospite di oggi, molto importante, è stato un pilastro, lo vedo, vediamo se mi sente. Cristian. Vi sento benissimo, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, torna a trovarci ed è un vero piacere, è stato un pilastro della CGIL in Veneto, adesso però ha un ruolo importante nella segreteria confederale nazionale, diciamo, della CGIL, ed è proprio responsabile della transizione ecologica, quindi chi meglio di lui ci può far capire quanto questo strumento fondamentale ha un impatto sul mondo del lavoro. Prima però introduciamo l'argomento. Ferrazzi, ormai lo stiamo raccontando da queste settimane, perché non c'è emergenza maltempo ormai in questo maggio completamente impazzito. Anche oggi abbiamo raccontato di emergenza maltempo, tanto per cambiare. Allora, noi abbiamo detto sempre una cosa, l'abbiamo ripetuto nei dialoghi sulla sostenibilità, che le twin transitions sono fondamentali, è così? Certamente, sono i grandi trend del mondo, la transizione ecologica e quella digitale sono i due mutamenti strutturali dell'industria a livello internazionale. Ora, dinanzi a mutamenti di questo tipo tu puoi agire fondamentalmente in due modi: o li governi, ne prendi la guida e quindi fai sì che vengano a modificare strutturalmente appunto il tuo piano industriale e quindi lavori a livello politico e istituzionale e non solo, affinché il tuo paese diventi competitivo, oppure li subisci. Certamente se li subisci entri in un ciclo di povertà in cui sei risucchiato da economie terze e sei risucchiato da paesi che naturalmente possono competere con te sul costo del lavoro, no? Sulla qualità del servizio che viene offerto appunto al mercato. Ma quando tu esci dalla questione della qualità, esci dal circolo virtuoso della qualità e quindi non guidi i processi della trasformazione ma li subisci, allora sei costretto appunto a lavorare sulla struttura dei costi, ad abbattere i costi, ma se abbatti i costi diminuisci gli stipendi, diminuisci i salari, diminuisci le garanzie ambientali, le garanzie dei diritti sociali, impoverisci il sistema, impoverisci i cittadini. Allora la cosa più sciocca da fare in questo contesto è quella di mettersi a recriminare. Vede, c'è un'intervista interessante del nuovo amministratore delegato della Ferrari, nel quale dice poche settimane fa che lui, guidando un gruppo che lavora sulle gare, sulle competizioni, la cosa più stupida che può fare un pilota è, mentre sta guidando un'automobile, una Ferrari, una Formula 1, è allargare le braccia per cercare di evitare di essere sorpassato dagli altri concorrenti. Deve invece lavorare sulla sua auto, cercando di guidarla bene e di avere un'auto la migliore possibile. Ecco, vede, è esattamente quello che devono fare loro, quello che deve fare la Ferrari. E infatti la Ferrari cosa ha fatto? L'amministratore delegato l'ha preso dal campo dell'elettronica, dei microchip, perché è lì che va il futuro. Oggi c'è un'intervista del presidente Elkann del gruppo Stellantis, il quale dice che competerà nel mercato dell'automotive in generale, dell'automobile nello specifico a livello mondiale, chi sarà più veloce a guidare la transizione elettrica.
Allora, invece di mettersi qui a dire ma gli altri sono più avanti di noi, sì, gli altri sono più avanti di noi anche per l'errore industriale. Voglio ricordare che la Fiat non aveva creduto per nulla a questa transizione e adesso deve rincorrerla. Ma appunto bisogna superare la distanza che c'è con i competitori, non ululare alla luna, ed è esattamente quello che dobbiamo fare. La transizione ecologica e la transizione digitale, cioè quelle che chiamiamo transizioni gemelle, sono gli elementi fondamentali di una transizione, di una politica industriale. Quanto siamo in ritardo, Ferrazzi, rispetto agli altri paesi? Nella politica della transizione digitale moltissimo, e questo è veramente un paradosso, perché come sanno i nostri telespettatori, l'Italia era all'avanguardia. Olivetti nel campo dei computer era all'avanguardia, avevano creato i primi computer, i primi personal computer, e si decise poi in quell'azienda di abbandonare perché non vedevano il futuro nei computer e vedevano il futuro nelle macchine da scrivere. Questa è la follia di chi appunto non ha una visione strategica di futuro. E da allora ci sono stati dei giganti nel campo, diciamo, del digitale che si sono evoluti, in particolare certamente gli Stati Uniti in questo momento. Lei ricorda bene che abbiamo fatto una diretta dal Tecnopolo di Bologna, dove ha ospitato uno dei più grandi, i più potenti computer al mondo. Ebbene, lì ci raccontavano, il direttore e il presidente ci raccontavano in diretta nella nostra trasmissione, che il computer, sia la parte, diciamo, del software che dell'hardware, sono tutte di derivazione statunitense. Noi semplicemente abbiamo assemblato le componenti, abbiamo comprato il software e stiamo parlando di spese di centinaia di milioni di euro. Allora dobbiamo recuperare i gap, abbiamo le competenze, abbiamo la conoscenza, abbiamo un livello di sviluppo della conoscenza universitaria di eccellenza, ma è un gap da superare, e non si supera da solo come paese, ma si supera solamente in un progetto di integrazione europea per rendere l'Unione Europea capace di essere competitiva e di non essere la noce schiacciata dallo schiaccianoci Stati Uniti e Cina. Allora, Ferrari, c'è un gap da colmare, ma deve esserci un paese pronto a colmare questo gap, ci deve essere anche il mondo del lavoro pronto a sostenere questa rivoluzione. Partiamo da qui. Cosa ne pensa della transizione ecologica e della transizione digitale? Intanto diciamo che bisogna essere d'accordo su una premessa, ossia sul fatto che noi stiamo vivendo una crisi climatica e ambientale che non ha precedenti, che il cambiamento climatico ha origini antropiche, cioè la causa è l'uomo, e che oltre l'80% delle emissioni sono determinate dai combustibili fossili. Siamo quindi di fronte non semplicemente ad una sfida di sostenibilità, noi siamo di fronte ad una sfida esistenziale per la sopravvivenza della specie umana. E questo è un punto di partenza che non è un dettaglio, non so come dire. Dobbiamo prendere questa strada per consegnare un futuro alle giovani generazioni. Gli strumenti per gestire questa transizione, io sono d'accordo con quello che diceva prima Ferrazzi, o la governi come tutti i processi di cambiamento, oppure la subisci. E guardate, lo dico da un punto di vista del mondo del lavoro, non è mettendo la testa sotto la sabbia che noi tuteliamo il nostro sistema produttivo, tuteliamo il lavoro e creiamo lavoro di qualità. Dobbiamo accettare questa sfida non soltanto per le ragioni esistenziali che dicevo prima, ma perché questa sfida di cambiamento è uno straordinario volano per cambiare e innovare il nostro modello economico industriale di sviluppo, che ha bisogno come dell'ossigeno di processi di cambiamento. Quindi noi ci siamo in questa sfida. Diciamo una cosa: la transizione, soprattutto quella ecologica, va fatta nei tempi rapidissimi, peraltro, perché voglio ricordare che noi dovremmo abbattere del 55% le nostre emissioni entro il 2030, cioè dopodomani, tanto per capirci, ma va fatta tutelando il lavoro. E guardate, questo è un punto che richiama la politica, innanzitutto, che non può assistere passivamente o in maniera inerte a questo cambiamento, ma che deve essere protagonista con un intervento pubblico che programmi, che indirizzi e che soprattutto metta in campo degli investimenti. E poi va fatto con strumenti di tutela dei lavoratori. Mi vengono in mente le parole di Alex Langer, un grande storico ecologista.
La transizione ecologica e la riconversione ecologica della nostra società, dei nostri sistemi produttivi, per farla deve essere desiderabile nei confronti della società. La chiave del lavoro, la sua tutela, la sua riconversione, l'innalzamento della qualità del lavoro che questo processo di cambiamento può produrre, perché può produrlo, è la chiave per rendere desiderabile soprattutto ai ceti popolari, alle tante persone che devono tornare ad essere coinvolte, protagoniste in questo cambiamento. Un dato è certo, e mi fermo, lo dicono ormai tutti gli studi: la riconversione ecologica e digitale può creare molti più posti di lavoro di quanti alla fine verranno superati. Dobbiamo andare esattamente in questa direzione. Mi lasci dire che sia dal punto di vista della politica nazionale e non solo, sia anche da un punto di vista, diciamo così, della consapevolezza, dell'impegno e della determinazione del sistema produttivo in senso stretto, insomma, gli elementi di preoccupazione non mancano. Ecco, di cosa è preoccupato in particolare? Sono preoccupato ad esempio dal fatto che, come veniva detto prima, questa sfida richiede innanzitutto uno strumento che si chiama politiche industriali. Nel nostro paese le politiche industriali non si fanno da un paio di decenni. Oggi sarebbe l'occasione, la sfida per ritornare in campo. Evidentemente l'atteggiamento, ad esempio, del nostro governo proprio sul fronte della transizione ecologica mi sembra più attestato su una battaglia di retroguardia piuttosto che sulla sfida del cambiamento. Faccio un esempio, veniva citato prima, l'automotive. Il superamento del motore endotermico sta nei fatti, non è la volontà della von der Leyen o dell'Europa brutta e cattiva ideologica. Sono le multinazionali, sono le case automobilistiche che ormai stanno andando in questa direzione. C'è tutto il mondo, dalla Cina agli Stati Uniti. Non è facendo una battaglia spostando di qualche anno il 2035 che tuteliamo il nostro sistema produttivo. Dobbiamo mettere in campo invece una politica industriale che assuma pienamente e con convinzione questo obiettivo. L'altro elemento, penso al nostro sistema produttivo industriale. Anche qui è paradigmatica la vicenda dell'automotive. Insomma, noi avevamo un'azienda, si chiamava Fiat, si chiamava FCA, il cui amministratore delegato del tempo faceva battute di questo tipo: sì, qualche automobile elettrica la produrremo pure, però mi raccomando non compratene molte perché ci costano tantissimo. Ecco, questo per dire, al tempo noi 15 anni fa contestavamo questo atteggiamento, eravamo in solitudine e direi che oggi stiamo pagando come paese il prezzo anche di quel tipo di scelta strategica. Non abbiamo più una impresa automobilistica, Stellantis è francese, la politica ha assistito in maniera piuttosto passiva a questa fuoriuscita. E però c'è un punto: se vogliamo continuare ad essere, come dobbiamo continuare ad essere, una grande potenza manifatturiera industriale, l'automotive è la spina dorsale, è un settore irrinunciabile. Quindi oggi la battaglia è per mantenere in Italia Stellantis, fargli saturare gli impianti, fargli produrre, creare occupazione nel nostro paese e non vederla scappare o fuggire come sta avvenendo. 2, bisogna coinvolgere un altro produttore di ogni tipo, compresi i cinesi, soprattutto sul piano della produzione di auto elettriche, perché questo ormai è il fronte strategico e decisivo per avere appunto questa prospettiva industriale anche per il nostro paese. E poi ovviamente c'è la dimensione europea. Draghi prima, Gentiloni l'altro giorno ci parlano di almeno oltre 600 miliardi di euro di investimenti a livello europeo necessari per gestire e sviluppare queste transizioni. Ecco, il tema è dove si prendono questi soldi. Non certo con un patto di stabilità che ci riporta all'austerità. Noi dobbiamo andare avanti con una visione di integrazione europea che prenda il modello del Next Generation EU, risorse comuni, debito comune per una strategia e politiche industriali comuni, e lo sviluppi a partire dalle politiche energetiche, dalle politiche industriali e di sviluppo su questi fronti. Altro che autonomia differenziata, scusatemi, perché nel nostro paese si sta parlando addirittura di frammentare a livello regionale queste partite, dall'ambiente, le politiche industriali, le politiche energetiche. Stiamo scherzando?
Noi dobbiamo proiettarci in Europa, non in una sterile polemica che guarda dal retrovisore, ma assumendo pienamente la transizione green e quella digitale come volano per conquistare una vera strategia di politica industriale europea, perché senza di questa verremmo schiacciati dal neoprotezionismo americano e dal dirigismo cinese. Ferrazzi, il quadro è chiaro, insomma. Il quadro è chiaro, ma all'interno di questo quadro ci si deve muovere, e questa è la grandissima sfida che abbiamo, perché vede, c'è anche la questione della transizione. Lei parlava prima, mi ero soffermato soprattutto nella questione della transizione digitale. Per la transizione ecologica è la stessa cosa, è quello di cui parlava adesso Ferrari. La transizione ecologica è la grande occasione per creare benessere, ma il benessere e il lavoro non lo crei difendendo semplicemente lo status quo. Lo crei nel momento in cui sai dove sta andando il mondo e cerchi di anticipare i tempi per guidare le trasformazioni. E noi da questo punto di vista abbiamo certamente un grave ritardo. Abbiamo un grave ritardo culturale, abbiamo un grande ritardo politico, abbiamo un grave ritardo istituzionale. E questo ritardo va colmato. Il PNRR, per esempio, avrebbe dovuto essere esattamente la grandissima occasione di trasformazione industriale del nostro Paese. Un grandissimo investimento di quasi 1.000 miliardi di euro a livello europeo. E sappiamo che l'Italia è stato il maggiore beneficiario con 190 e passa miliardi di euro, cui vanno aggiunti 30 miliardi del Fondo Nazionale. Beh, questi non devono essere utilizzati per fare mance, mancette, marchette o in una pioggia di interventi sparsi nel territorio, magari su progetti nascosti nei cassetti e vecchi di 10 anni. Dovevano essere investiti in qualche macro progetto capace di trasformare la politica industriale del nostro Paese, la politica infrastrutturale del nostro Paese, la politica energetica del nostro Paese. Questa è la grandissima sfida. Mai l'Italia ha avuto così tanti soldi dall'Unione Europea. Bisogna far sì che le scelte poi nazionali di messa a terra di questi investimenti vadano in questa direzione. Poi certamente c'è la questione europea, perché vede, è risibile chi immagina che chiudendosi nei nostri confini nazionali facciamo il bene del popolo. Come io spesso dico, i patrioti sono gli europeisti, perché solamente a livello europeo si ha la capacità di incidere sulle scelte di politica industriale e quindi di creare una ricchezza che poi puoi distribuire con i servizi sociali, i servizi sanitari, in modo tale che il welfare e la sicurezza pubblica sociale sia reale, non solamente chiacchierata. Ma allora in questa direzione bisogna proseguire con quello che si è fatto, appunto su questo sono assolutamente d'accordo con Ferrari, con il Green Deal, con il Next Generation EU in particolare, cioè un grande fondo di investimento europeo finanziato con bond europei. È chiaro che questo poi spinge a una politica di integrazione europea. Tra poco noi avremo le elezioni europee, dovremo andare a misurare su questi progetti i partiti politici. Rischiamo invece di avere una campagna elettorale che è una sommatoria di campagna elettorale dei 27 paesi europei in cui ognuno si fa gli affari propri. Ma sarebbe invece interessantissimo vedere un confronto tra il candidato della presidenza della Commissione europea dei popolari che si confronta col candidato della presidenza della Commissione europea dei socialdemocratici, e questo sarebbe interessante per capire dove vogliono portare il nostro continente e quindi tutti noi, non sentire semplicemente il segretario di questo partito contro il segretario dell'altro partito nazionale. Cioè, capisce, noi dobbiamo fare un salto di scala culturale e politico senza il quale non andremo da nessuna parte. Allora, noi abbiamo parlato della transizione ecologica e digitale, di investimenti, servono una politica industriale di investimenti. In questi investimenti, Ferrazzi, ci deve essere anche, credo sia a Ferrazzi che a Ferrari, la formazione dei lavoratori, perché è un passaggio che non è semplice, perché poi il lavoratore può dire sì certo, ma queste novità a me chi me le insegna? Ma è evidente, no? Cioè, non possiamo... La transizione ecologica è tanto necessaria quanto complicata, C'è chi immagina che trasformare un sistema industriale per essere competitivi e creare ricchezza sia semplicemente una passeggiatina in un prato fiorito, non ho capito nulla. Noi, la transizione ecologica e digitale sono ineludibili, è un dato di fatto,
però contemporaneamente sono anche complicate e quindi hanno bisogno innanzitutto di una discussione politica e istituzionale sensata, non di giochini elettoralistici per portare a casa qualche voto in più alle elezioni di turno, ma avrebbero bisogno di un ragionamento serio, competente, di un minimo comune denominatore, dopodiché naturalmente tutte le forze politiche trovano il loro modo di esprimerlo, ma questa deve essere la portata di una discussione. E all'interno di questo è chiaro che non possono essere i lavoratori a pagarne le conseguenze nell'immediato, perché è vero quello che diceva Ferrari. Tutti gli studi a livello internazionale, come Auschwitz, ne abbiamo fatto uno insieme alla London Economics, in cui dimostriamo che i costi della transizione sono incommensurabilmente maggiori degli investimenti della transizione. Cioè, uno, se tu non investi nelle transizioni ne avrai delle ricadute spaventose dal punto di vista economico. Pensi appunto a quello che raccontava prima nel telegiornale con le devastazioni di carattere idrogeologico che viviamo quotidianamente. Ma secondo, se tu investi nelle transizioni ne avrai anche delle ricadute positive, no? Anche appunto dal punto di vista economico e dell'aumento del PIL anche nazionale italiano. Allora devi guidare questi processi e per guidare questi processi però nel breve periodo hai delle ricadute, cioè hai delle trasformazioni anche nel mondo del lavoro. Allora devi aiutare i lavoratori a riposizionarsi, a acquisire le nuove competenze necessarie, devi aiutare e le aziende devono essere all'avanguardia per ripensare i modelli di struttura organizzativa interna per far fronte a questa modifica che è una modifica storica. La cosa più sciocca è quella di ululare alla luna, di lamentarsi dei concorrenti e non fare nulla. Quello sì consentirà purtroppo al nostro paese o determinerà al nostro paese una perdita di posti di lavoro e i lavoratori di indebolirsi e impoverirsi sempre di più. Ecco Ferrari, è questo il rischio? Cioè quella politica industriale, come diceva Ferrazzi, questa visione deve essere una visione che non è semplice da attuare, perché l'abbiamo detto tante volte, ma deve coinvolgere i lavoratori, perché altrimenti il lavoratore può dire e se vengo tagliato fuori e se non faccio più parte di questa situazione perché magari non sono più un lavoratore giovane, però voglio essere protagonista di questo cambiamento, ma se vengo tagliato fuori come faccio? Se vengo tagliato fuori sarò il primo a contrastare questo processo di cambiamento. Questo è un punto fondamentale. Noi dobbiamo coinvolgere il mondo del lavoro, dobbiamo accompagnare, sostenere un processo di riconversione e di ricollocazione che riguarderà numerosi settori. Dobbiamo dare a questi lavoratori e a queste lavoratrici una prospettiva di lavoro migliore e di qualità, perché se tu gli dici semplicemente, caro signore, il tuo settore deve essere chiuso o superato nel giro di qualche anno, tu troverai in quella persona il primo nemico di questo processo di cambiamento. Quindi questo è un punto fondamentale che diciamo non solo perché noi organizziamo, rappresentiamo e tuteliamo gli interessi dei lavoratori, ma perché è una leva sociale e politica fondamentale per rilanciare, compattare, coinvolgere tutto il paese, tutto il sistema produttivo in questo obiettivo di cambiamento. Questo servono gli strumenti che sono stati citati prima, la formazione senz'altro. Noi siamo per un diritto permanente alla formazione per tutto l'arco della vita della persona che lavora, che deve essere programmato, deve essere finanziato, deve essere garantito effettivamente, deve avere l'obiettivo principale esattamente in questi processi di transizione. 2, l'abbiamo detto prima, investimenti, perché la formazione da sola è utilissima ma non crea posti di lavoro e questi nuovi posti di lavoro si creano con gli investimenti che dicevamo prima, sia pubblici sia privati, e c'è il tema evidentemente politico che abbiamo affrontato prima. E terzo, l'idea di un governo pubblico. Non è il governo del carrozzone, qui serve la politica, serve l'intervento pubblico. Questo non può essere lasciato al mercato. Innanzitutto perché il mercato vediamo già cosa sta producendo. Io faccio 3 semplici domande a proposito di politiche industriali, di sfida del cambiamento e della situazione europea. Chi di noi ha in tasca un cellulare europeo? Chi di noi lavora su un PC europeo? Chi di noi usa, un social network europeo? Anche sull'intelligenza artificiale la stessa identica cosa. Ecco, allora direi che anche da qui, soprattutto da qui, da una strategia europea di politiche industriali,
noi dovremmo partire per cambiare, per rilanciare il nostro modello di sviluppo, a maggior ragione di fronte alla sfida di una rivoluzione tecnologica che ci deve attraversare pienamente, che ha grandissime potenzialità per migliorare le condizioni di vita e di lavoro di tutti, ma che oggi, per come si sta sviluppando, apre anche degli scenari inquietanti che vanno dalle libertà democratiche e civili all'informazione alle ricadute sociali e occupazionali. E allora penso davvero che il punto di fondo sia questo: non basta il mercato, serve la politica anche per riequilibrare le dinamiche di produzione. Guardate, l'aumento potenzialmente enorme della produttività che questi processi inducono nelle imprese, non è che può essere appannaggio del solo capitale come di fatto sta avvenendo. Pensiamo alle piattaforme, ai grandi giganti del web. Questi si vendono come i campioni della modernità e dell'innovazione, ma in realtà sono la riproposizione in chiave moderna di un vecchio capitalismo monopolistico e, se mi permettete, anche un po' parassitario nei confronti del lavoro. Non ne creano, anzi, nei confronti anche delle imprese tra virgolette normali e nei confronti degli stati, a partire dai doveri di solidarietà fiscale a cui sfuggono in maniera assolutamente inaccettabile. E allora su tutto questo, e termino, temi come la riduzione dell'orario a parità di salario, temi come la redistribuzione del lavoro, temi come i nuovi diritti nella contrattazione rispetto alle dinamiche digitali e temi anche come la tassazione dei grandi profitti e dei grandi patrimoni, noi pensiamo che siano tutti nodi che la politica a tutte le latitudini non può più eludere, e penso insomma che questa sia una grande sfida che parla a livello nazionale e parla anche e soprattutto a livello europeo. Ho pochi minuti, ma le chiedo un'ultima cosa, Ferrari, molto sinteticamente se può. Noi abbiamo parlato di industrie, di imprese, di automotive, ma c'è anche una transizione da governare nella pubblica amministrazione che non è da sottovalutare. Beh, non c'è dubbio. Qui dobbiamo conciliare due esigenze. La tutela dell'occupazione anche nella pubblica amministrazione. Tra l'altro siamo in un paese che ha un problema grande come una casa. Abbiamo un livello di lavoro pubblico di gran lunga inferiore a tutte le medie internazionali e principalmente alle medie europee, e poi vediamo anche gli effetti. Pensate alla difficoltà di implementare il PNRR, alla mancanza di profili professionali, di tecnici e così via. Quindi serve un piano straordinario di occupazione. Allo stesso tempo dobbiamo modernizzare e innovare i processi produttivi della pubblica amministrazione. Bisogna far attraversare alla pubblica amministrazione tutti gli strumenti di innovazione che ci sono, dall'intelligenza artificiale in giù, perché dobbiamo garantire ai cittadini dei servizi diretti, di qualità, efficienti. Dei risultati si stanno vedendo, penso ad esempio al dopo Covid, indubbiamente insomma il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, anche grazie ai processi di digitalizzazione, si sta avvicinando, sta migliorando. Non vanno messi in contrapposizione l'esigenza dell'innovazione che noi accettiamo come sfida tutta la vita, anzi vorremmo essere dei protagonisti anche in questo processo di cambiamento del sistema pubblico dei servizi, ma allo stesso tempo il sistema pubblico dei servizi ha bisogno di occupazione umana, di occupazione di qualità, a partire da settori ad esempio come la sanità, che stanno vivendo una drammatica crisi anche innanzitutto per la mancanza di lavoro e di lavoro qualificato. Chiudo con lei, Ferrazzi, sulla pubblica amministrazione. Non c'è dubbio alcuno che all'interno delle logiche delle transizioni di cui stiamo parlando il ruolo del pubblico deve crescere, non decrescere. Questo non vuol dire entrare direttamente nella gestione, ma vuol dire certamente entrare direttamente e in maniera significativa nelle grandi politiche. Noi assistiamo spesso invece al contrario, cioè le politiche vengono decise a volte da grandi gruppi industriali e i governi non hanno la forza di reggere questo scontro e immaginiamoci se hanno la forza di governare i processi di trasformazione. E di questo noi ne paghiamo le conseguenze. L'abbiamo visto in campo energetico, per essere molto chiari, lo stiamo vedendo nelle lotte delle istituzioni pubbliche contro i grandi monopoli, è corretto dire così, o almeno oligopoli del mondo del digitale. Quando noi parliamo delle grandi aziende mondiali che gestiscono
i miliardi di dati, e su questo si fanno i miliardi di dollari, stiamo parlando di questo, sono i veri poteri di oggi, sono coloro che sono in grado di incidere direttamente sulle politiche degli enti locali, ma anche addirittura sulle politiche nazionali e anche sovranazionali. Allora si pone una nuova centralità pubblica nella decisione pubblica, della forza del decisore pubblico, e per questo bisogna accrescere il peso delle istituzioni che il pubblico, attraverso le quali il pubblico viene rappresentato. Ed è per questo che l'Unione Europea non ha altra possibilità che rafforzarsi. Non è un caso che tutti gli altri paesi del mondo sono contrari a questa unificazione. Tanto gli Stati Uniti quanto la Cina non hanno interesse che l'Unione Europea si rafforzi, hanno interesse che venga spacchettata casomai e poi fare dei singoli accordi con i singoli paesi. Allora questa è la prima indicazione di fondo. Dopodiché è chiaro che nella pubblica amministrazione la pubblica amministrazione va efficientata, va rafforzata e va ripensata. Voglio anche ricordare che la norma nazionale stabilisce che gli enti locali non sono più erogatori semplici di servizi, ma sono coloro che gestiscono le politiche dello sviluppo del territorio a 360 gradi. Allora per fare questo deve avere innanzitutto una dimensione di un certo tipo. Non è efficiente, non è conveniente avere dei comuni troppo piccoli, e questo lo stiamo un po' alla volta capendo. Dobbiamo qualificare il personale dal punto di vista di capire quello che sta avvenendo e di anticipare i tempi. È un lavoro naturalmente complicato, però è assolutamente un lavoro da fare, perché ne va appunto della tenuta anche sociale del nostro paese. È la sfida da portare avanti. Allora io ringrazio Cristian Ferrari per essere stato con noi, grazie davvero e buon lavoro. Grazie a voi. È stato un piacere riaverlo in diretta con noi, è stato tante volte anche durante il periodo difficile del Covid e ci ha parlato delle difficoltà del lavoro del Covid, quindi lo ricordo sempre con molto piacere. Grazie a Cristian Ferrari e buon lavoro. Ferrazzi, c'è giusto il tempo per capire la settimana prossima di cosa parleremo? La prossima settimana cercheremo di approfondire come l'opinione pubblica percepisce e vive le transizioni. La transizione ecologica è, come diceva Ferrari, desiderata dall'opinione pubblica oppure no? È temuta? Come i partiti politici stanno affrontando queste paure? Le stanno strumentalizzando? Le stanno agitando oppure le stanno governando, stanno cercando le soluzioni? Ne parleremo con Giovanni Diamanti, che come sappiamo, oltre che essere un veneto, è un grande esperto di queste questioni. Benissimo, molto interessante la visione sulla transizione ecologica da parte dell'opinione pubblica che ci riguarda, anche essendo noi dei media. Allora, grazie ad Andrea Ferrazzi, grazie, ci vediamo la settimana prossima. Ho già ringraziato Cristian Ferrari, vi lascio come sempre al documentario I grandi architetti delle Friuli Venezia Giulia e poi sorridiamo un po' con Totò e Cleopatra, un grande classico, 1963. Allora adesso il documentario e poi il film, arrivederci.